Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi porto con me alla scoperta di una tradizione tanto antica quanto affascinante. Mentre il mondo si prepara per Halloween, in Sardegna si celebra qualcosa di molto più profondo e sentito: la festa de Is Anime Das. Pronti a scoprire di cosa si tratta? Allora, Is Anime Das non è altro che l'Halloween sardo, ma le sue radici sono molto più antiche e affondano in riti pagani legati al culto degli antenati e dei morti. Pensate che questa tradizione precede di secoli la festa anglosassone che tutti conosciamo. È una credenza diffusa in tutta l'isola, anche se cambia nome a seconda della zona. La sentirete chiamare Su Mortu Mortu nel nuorese, Su Prugadoriu in Ogliastra o Is Panixeddas nel sud. Le similitudini con Halloween sono evidenti. Anche qui si crede che nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre le anime dei defunti tornino a far visita alle loro vecchie case. È un ponte tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti, un momento di contatto e ricordo. Ma la differenza principale sta nel tono. Non c'è nulla di spaventoso o macabro, anzi, è un'occasione di affetto e memoria. E in cosa consiste, vi chiederete? È una tradizione bellissima. La notte del 31 ottobre le famiglie sarde preparano la tavola per i propri cari che non ci sono più. Non si cena, ma si lascia un pasto completo, con pane, acqua, vino e a volte anche dei dolci tipici. In alcune zone si lascia persino il letto pronto per accogliere le anime stanche dal loro lungo viaggio. È un gesto di cura e amore che continua oltre la vita. Si lascia anche una piccola luce accesa, come un lume a olio o una candela, per guidare le anime nel loro ritorno a casa. E i bambini? I bambini sono i veri protagonisti. Proprio come ad Halloween vanno di casa in casa, ma invece di dire dolcetto o scherzetto, la loro domanda è molto più toccante. Con una federa di cuscino o un sacchetto in mano chiedono «Mi dasis animeddas», ovvero «Mi dai qualcosa per le anime». In cambio non ricevono caramelle confezionate, ma doni tradizionali come frutta di stagione, melagrane, castagne, noci e soprattutto dolci fatti in casa, come i papassini. È un modo per onorare le anime attraverso la gioia e la generosità verso i più piccoli. La tradizione vuole anche che si intaglino le zucche, proprio come si fa ad Halloween. Ma anche qui c'è un tocco tutto sardo. Le zucche vengono svuotate, intagliate con occhi, naso e bocca per assumere sembianze umane e vengono chiamate saconca e mortu, la testa del morto. Al loro interno si mette una candela. La loro funzione non è spaventare, ma illuminare il cammino delle anime. Quindi, come vedete, Is Anime Das è molto più di un semplice Halloween sardo. È una festa che celebra la memoria, il legame indissolubile con le proprie radici e l'amore che sopravvive alla morte. È un modo meraviglioso per ricordare chi abbiamo amato, trasformando il dolore della perdita in un atto di accoglienza e dolcezza. Una tradizione che, spero tanto, non vada mai persa. Spero che questo viaggio nella cultura sarda vi sia piaciuto. Se conoscevate già questa festa o se ne esistono di simili dove vivete voi, fatemelo sapere nei commenti, sono super curioso. Grazie per aver guardato, non dimenticate di lasciare un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. A presto!